Presidente, il caro bolletta mette in ginocchio il comparto turistico, quali sono le proposte del Consorzio Valle dei Templi? È veramente un momento molto difficile. Ho visto personalmente le bollette di alcuni albergatori che mi hanno rappresentato la difficoltà per andare avanti, la difficoltà a proporre gli stessi prezzi, lo stesso prodotto, agli stessi prezzi del passato. Ho visto triplicare le bollette che nell'agosto del 2021 erano di 15.000 euro, sono diventate qua di 44.000 euro, tra l'altro con le strutture che stanno facendo di tutto per ridurre il costo, diciamo, il consumo sia giornaliero di tutte delle strutture, ma con tutto ciò è triplicato il costo delle bollette dell'energia elettrica. Io chiedo all'amministrazione comunale di tenere conto di questo e di utilizzare i tanti fondi mai utilizzati dalla tassa di soggiorno, di utilizzarli a favore degli operatori turistici che in questo momento realmente stanno vivendo un momento di grande difficoltà. Inoltre propongo la possibilità di poter dare una percentuale della tassa di soggiorno, un 20-25%, già viene fatto in tantissime altre città, di destinarla proprio a loro stessi, per cui fare una variazione del regolamento e motivare intanto gli operatori a chiedere la tassa di soggiorno, ma investirla su loro stessi. Ritengo che sia utile per il bene degli operatori, per il bene del lavoro, per il bene del turismo in questa città. Come la vede la candidatura dei dirigenti a Capitale Italiana della Cultura? Ma io mi occupo di organizzazione di eventi, quindi posso essere semplicemente, come dire, favorevole. Ben venga la Capitale della Cultura, per cui sono assolutamente a favore della Capitale della Cultura. Capisco che è molto difficile, ci sono tante cose da sistemare, c'è la pulizia da curare in maniera assoluta, tutti gli ingressi della città, ahimè, sono veramente abbandonati a se stessi. Do degli esempi, invece non capisco perché altre cose funzionano e tante altre non funzionano. La panoramica dei templi è sempre pulita, perché? Perché c'è un cantoniere che giornalmente pulisce le strade. Io non capisco perché non ci possano essere dei cantonieri comunali che possano pulire, sistemare gli ingressi, quantomeno gli ingressi, le parti più importanti di queste città, le parti dove i turisti passano. Cioè, basta fare, secondo me, una giusta valutazione su quali sono le strade, quali sono i percorsi che utilizzano i turisti, quantomeno questo, il minimo questo. Certo, sarebbe ideale tutta la città, però chi si occupa di turismo si accontenta di questo.